spazio Anna Breda è una volontà che nasce dalla gallerista Anna Breda, gallerista in Padova da oltre 10 anni, e dal sottoscritto Eugenio Farina con la propria socia in affari nonché moglie, che è Arianna Sabadin, di provare a indagare, sondare gli intrecci tra arte e design. Questo spazio intende documentare lo stato dell'arte, delle esperienze che stanno a cavallo tra arte, artigianato e design, e volendo diventare un punto permanente, un osservatorio permanente delle esperienze dei designer italiani e internazionali in questo settore. Adesso vi sto parlando dello spazio che noi chiamiamo la grotta, perché pensate che in questo spazio, dove ci sono delle mura trecentesche, abbiamo un piano interrato di questa galleria che stiamo dedicando alle attività di sperimentazione sul design forse un po' più trasgressive, un po' più intenzionali. E per esempio vi sto parlando da una nicchia. In questo momento sono seduto su una sedia, pensate che viene realizzata a partire dai grandi bidoni dei combustibili industriali. Avete in mente quei vecchi combustibili con scritto Tamoil piuttosto che lubrificanti Fiat? E questo artista, che si chiama Alberto da Sasso, parte come materia prima da questi prodotti industriali e costruisce come un sarto della lamiera questi prodotti che sono questa volta molto a cavallo davvero tra arte e design, ma come vedete perfettamente utilizzabili. Abbiamo messo in mostra un tavolo di Giovanni Casellato. Giovanni è una persona meravigliosa, speciale, vi auguro di conoscerla. E come vedete lui parte da dei materiali anche già utilizzati, questi sono i classici bancali da trasporto industriale. Però come vedete con una cura estrema, vorrei che poteste essere qui a vedere la cura con la quale Giovanni segue ogni singolo dettaglio delle cose che realizza. Ha incastrato questi due bancali, come vedete, con una fibbia in metallo, che poi viene da lui fisicamente lavorata e laccata sempre da lui con una precisione che fa quasi rabbia. A me piace molto ricordare Alessandro Busana, perché è un caro amico ovviamente, poi secondo lo riteniamo un designer di valore. Guardate questa nuova collezione di lampade, ma sono lampade che si sono appropriate di uno spazio altro rispetto alle lampade stesse, cioè allo spazio monolitico del mobile, assolutamente black. C'è una lampada gialla assolutamente fluorescente che andrebbe bene in un rave sulla riviera del Brenta probabilmente, la ballerina, e accanto c'è un lavoro di un gruppo di Vicenza che molti di voi immagino conoscano, che è Giovelluto, la cui anima è Andrea Maragno, l'anima pensante, l'anima creativa. E Andrea, pensate cosa è arrivato a ipotizzare: che la privacy dei pesci rossi sia qualcosa di assolutamente trascurato dai progettisti. È un motto di spirito, come si dice, però tutt'altro che banale, no? E allora Andrea ha previsto di mettere una piccola porzione della boccia dove il pesce rosso vive, in modo che il pesce possa avere il suo momento di privacy. L'arte è questa immensa forza che abbiamo dentro, no? La nostra teoria di fondo, la diciamo sempre, che poi si manifesti sotto forma di quadri bidimensionali piuttosto che prodotti 3D che hanno l'etichetta di arte nel senso di pezzo unico, o che si manifestino sotto forma di sperimentazioni assolutamente utilizzabili. Dal nostro punto di vista è una questione puramente di catalogazione. Guardate, Giovanni Casellato anche qui ha realizzato delle sedie in metallo, sono interamente realizzate a mano, e un tavolino basso, un classico tavolino da caffè, anche questo in lamiera, anche se ha un effetto legno, ma in lamiera invecchiata. E qui accanto c'è un lavoro di una coppia interessantissima che sono Werther ed Emanuela Turroni, diciamo le due metà del laboratorio dell'imperfetto, che realizzano queste strutture in resina miscelata con fibra di vetro,
che si accoppia, vedete, con degli elementi sempre plastici che vengono smaltati, sono delle lampade sospese, e là dietro sullo sfondo vedete questi due cactus che evocano una atmosfera assolutamente desertica da poter trasportare all'interno delle nostre case. Galleria Anna Breda si è trasformata in spazio Anna Breda, l'arte continua naturalmente ad esistere, si sposa con il design, si sposa con l'artigianato. Siete ovviamente tutti invitati a venire a trovarci, a visitarci, per commentare insieme la nostra attività, per avere un riscontro. Spero che qualcuno di voi possa venire qui per parlare di arte, di design e di estetica insieme. Grazie.